Buonasera dal Pala Tedeschi, 16ª giornata in Serie A, la prima di ritorno, gioca in casa il GG Teamwear Benevento 5 di Fausto Scarpitti che ospita l'L84 Torino di mister Alfredo Paniccia. Fischia Paverani, parte Benevento L84 con palla fuori per Josico che si coordina col sinistro. Tuli, palla fuori, Cuzzolino, la respinta di Jelmi, Josema, Fabinho, Titon, torna da Fabinho che ha un po' di spazio, Fabinho entra in area, l'assist per De Crescenzo, Siqueira, palla fuori, calcia, Schiocchet, occhio a Rescia che ci prova, resta uno con Arbonio, Josico lascia Cuzzolino che torna dal 10, carica il mancino, palo, dopo la grande parata di Jelmi, Jonas, De Crescenzo, va via Titon che si inserisce ancora, Titon, Tondi, Titon, sterzata ancora Titon, Tondi, gran parata del numero 22, ora De Crescenzo, spalle alla porta, commette fallo il numero 6 su Coco Wellington. Murillo, 1-2 con Rescia, Cuzzolino, arriva a tagliare il campo, la palla resta a Rescia che ci prova, palla sul fondo, si fa vedere De Crescenzo, sovrapposizione di Jonas, ancora De Crescenzo, la palla è per Jonas, giocata di Jonas, Tondi, ancora lui, del primo tempo, intanto ci prova Schiocchet, spostato fisicamente da De Crescenzo, la palla per Raguso che calcia addosso a Bolonnino, riparte il Benevento, la giocata del 14 e poi riesce a servire Guerra che salta Murillo, ancora Guerra, la palla è per Jonas che calcia sul fondo tra Benevento e dell'84, Josico, salta Guerra, ancora Josico, palla per Tuli che si divora l'1-0 sotto porta. Josico ancora a duellare, questa volta però con Arbonio, ancora Josico, respinge con i piedi Jelmi, Arbonio fa correre Titon, vediamo se c'è tempo per un'ultima sortita offensiva, calcia subito Titon, palla fuori, Cuzzolino addosso a Titon, ancora Cuzzolino, Tuli, 2 secondi, calcia Tuli, finisce qui la prima frazione di gioco, 0-0, arriva il fischio di Paverani, riprendono le ostilità. Attenzione Josema, 1-2, Bolonnino, ancora Tondi, avvia Tuli che calcia addosso a De Crescenzo, aveva saltato secco Bolonnino, Josico calcia col destro, si distende Jelmi, schema, la palla poi per Rescia, Jonas fortunato in questa circostanza, la palla è per Titon, Tondi 2 volte, 3 volte praticamente Titon ha calciato a ripetizione, giocata qui di Josico che scappa via Jonas, ancora Josico, salta anche Josema, la direzione di De Crescenzo, poi la palla resta lì, si salva il Benevento, attenzione ancora Josico, 2 volte Jelmi, la palla resta lì, ancora Murillo che carica il mancino addosso a Titon, lotta Siqueira, alla fine la meglio Titon che riparte, va via il numero 10, Titon che non sbaglia questa volta, 1-0 Benevento, l'ha recuperata, si è involato e ha battuto Tondi in uscita, dopo 6 minuti e 10 secondi si rompe il ghiaccio al Pala Tedeschi con la rete di Titon Jefferson, 1-0 Benevento, con il destro, palla sul fondo, la palla torna a Josico, ancora a duellare con Arbonio, va via Josico, Jelmi dice di no, Fabinho non riparte, Josico a spazio Murillo, mette fuori Colletti, bravo Coco Wellington in lettura, Arbonio riesce a servire Fabinho, la sterzata, Fabinho alla fine è calcio di punizione, fallo di Raguso su Fabinho, cartellino giallo per Raguso, rivediamo. Josema che parte, salvataggio sulla linea, Jonas, palo d'Arbonio, siamo già dalla parte opposta, Raguso carica il destro, 1-1
il pareggio di Mattia Raguso che sorprende Jelmi con un tiro dalla distanza. Arriva il pareggio al tramonto del 7° minuto. Rivediamo il destro di Raguso, il tocco di Jelmi, ma la palla si insacca. Attenzione al destro di Rescia sul fondo. Occasione all'84. De Crescenzo sbaglia, Maxi Rescia, Siqueira col destro sul fondo. La palla arriva a Cuzzolino che non riesce a chiudere il triangolo. Riparte Titon. Occhio che è un 3 contro 2. Va via Titon che serve De Crescenzo. Mette fuori Tondi. Iosico. Va via! Palla sull'esterno della rete. La sfera arriva a Jelmi che lancia a lungo per Fabinho che la mette giù, poi calcia col destro. Cuzzolino ci prova e trova l'angolo per il 2-1 dell'L84. Quest'attacco improvviso di Leandro Cuzzolino che fa 1-2 al 14°. Il power play di Scarpitti, lancio per De Crescenzo, scivola Siqueira, va via De Crescenzo, il tocco sotto palo, clamoroso palo di De Crescenzo. Titon, Fabinho, calcia Titon, ancora Titon, 2-2, gran gol di Titon. Jefferson che impatta il punteggio con un gol fantascientifico. Iosico ancora per Cuzzolino che calcia Jelmi sul primo palo. Rescia, Iosico avanza, giocata di Murillo che entra in area, cerca di sorprendere Jelmi, sarà calcio d'angolo. A spazio Cuzzolino, Murillo e il gol di Maxi Rescia a 38 secondi dal termine. Arriva il 3-2 di Maxi Rescia che va in doppia cifra e firma il sorpasso dell'L84. È stata un'azione costruita con pazienza dalla squadra di Paniccia. Rivediamo con Murillo che ha pescato Maxi Rescia sul secondo palo. Mancano 2 secondi, la palla arriva dalle parti di Jelmi, finisce qui. L'L84 torna a vincere in trasferta dopo 2 mesi dall'ultima volta ed espugna il Palatedeschi al termine davvero di una partita bellissima e batte 3-2 il Benevento